Dopo 14 anni di servizio pastorale a Casarza Ligure, Don Stefano Traini lascia la Val Petronio per dedicarsi a tempo pieno alla Caritas diocesana, di cui è stato nominato direttore lo scorso anno. Lo ha chiesto lui stesso al vescovo. Il lavoro all'interno dell'ente caritativo è tanto e gli impegni assunti hanno reso difficoltoso continuare la cura delle parrocchie a lui affidate. Da domenica 24 settembre il nuovo parroco delle parrocchie di San Michele Arcangelo di Casarza Ligure, di San Martino di Bargone e di Santa Maria Assunta di Massasco sarà Don Maurizio Prandi, che dopo 11 anni a sua volta lascia la zona pastorale di San Salvatore di Cogorno. A sostituirlo dal 1 ottobre sarà a sua volta Don Alessandro Cavallo, che lasciato l'incarico di viceparroco a San Giovanni a Chiavari, diventerà parroco delle parrocchie di Sant'Antonino di Breccanecca, di San Salvatore di Cogorno, di San Colombano della Costa e di Santa Maria di Monticelli. Don Cavallo continuerà anche il suo ministero in Val Graveglia, diventando parroco delle parrocchie di Santa Maria di Ne, di San Martino di Caminata e dei Santi Cipriano e Giustina di San Buceto, comunità che già guidava come amministratore parrocchiale dallo scorso mese di ottobre. Non sarà solo. Ad aiutarlo nella zona pastorale di San Salvatore in Val Graveglia ci sarà il prete novello Don Fabio Torri, che viene nominato vicario parrocchiale di tutte e 7 le parrocchie. Don Torri inizierà anche un'esperienza di studio che lo porterà a Milano alcuni giorni alla settimana per frequentare i corsi di teologia morale alla Facoltà Teologica dell'Italia settentrionale. Il sacerdote novello, Don Emiliano Malia, sostituirà invece Don Alessandro nell'ufficio di vicario parrocchiale della parrocchia di San Giovanni Battista a Chiavari.